Elchier in area, rete! Verona-Juventus, tantissimi ricordi. Una volta la Champions League si chiamava Coppa dei Campioni e proprio contro la Juve, contro questa squadra, il Verona ha di bruttoni ricordi. Come li ricorda il grandissimo, il grandone Osvaldo Bagnoli quel giorno. Lo ricordo, la partita, scandaloso proprio, c'è stato una cosa. Osvaldo Bagnoli andrà a vedere la 12ª Champions League in via Sogare? Boh, non lo so, perché non so che ora le fa lì, perché adesso ho anche io i miei impegni ad andare. Poi chi è che conduce? Chi è che conduce, ad esempio? Conduce Gigi Vesentini? No, perché Gigi Vesentini non mi piace mica, non so, un po'. Non è che conduca bene, c'è un giornalista che fa delle domande un po' stupidine, dai, su, domanda sempre un po' quelle solite cose, ecco. Bagnoli, cosa si ricorda? Mi ricorda un po' il bisteccone Galeassi che il domandava quando vi siete resi conto di aver vinto scudetto, cioè. Ecco, per fortuna che poi sono arrivati lì ad alzarmi in piedi, allora che sono andato via, perché cosa ci rispondo a uno così che mi fa ste robe qua, come quando mi chiedo del Mourinho, di una roba sul Mourinho, cosa dici sul Mourinho? Il Gaduoci D'Amato, mi mette la canzone Oci D'Amato, capito cosa gli può dire? Sì, un allenatore che fa il suo mestiere, che fa quelle cose lì, e allora cosa dire? Ecco, comunque sono contento che fanno queste iniziative qua della Champions League per i ragazzi. So che c'è l'Under 16, poi c'è il coso femminile. No, una bella iniziativa, il per sfragare il conosco, abbiamo fatto qualcosina un po' insieme, così ci siamo visti, ma che se volevo allenare, ma ormai non alleno più, io non c'ho più voglia, ecco, insomma, però ecco, insomma, se si tratta di venire, vabbè, vengo a vedere volentieri, dai, venite, allora 12ª Champions League qua così, in via Sogare, dai, venite, vai.